Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati all'appuntamento con Onda Libera. Anche oggi vedremo di darci da fare sui temi del giorno. Vi risparmio l'intervista di Alan Friedman a Giuliano Amato sul debito pubblico che avrei voluto mandare ieri, ma oggi mi sento molto meno sadico, per cui lasciamo perdere Giuliano Amato e Mr. Friedman, che ci ha già ammorbato abbastanza, tanto la morale della favola credo che l'abbiamo compresa ampiamente, e vediamo cosa ci racconta l'agenzia Stefani, cioè l'ANSA, in prima pagina stamattina. Crimea, braccio di ferro tra Obama e Putin, l'apertura è sull'Ucraina. Gli Stati Uniti che giudicano il referendum promesso per i cittadini della Crimea anticostituzionale. Il referendum per esprimersi, per autodeterminarsi, sarebbe anticostituzionale, mentre Mosca dice rispettiamo la scelta storica, sì alla consultazione. Si mostrano indifferenti alle sanzioni i russi, nulla di nuovo dal vertice dell'Unione Europea, per noi è più importante l'Ucraina. E sempre dal primo piano dell'ANSA i conti pubblici con Mr. Renzi che dice all'Unione Europea basta con i compiti a casa, sappiamo quello che dobbiamo fare, che è esattamente ciò che gli aveva detto prima. La battuta non è originale perché l'ha pronunciata per primo il commissario europeo agli affari economici della Commissione europea Barroso, ovvero Olli Rehn. Poi c'è la notizia sulla borsa, Milano debole, e un'altra frase memorabile del giorno l'ha pronunciata la ministra degli esteri, Mogherini: in Libia ci sia una scossa o la situazione peggiorerà. Ecco, vado a dirlo a quei bei personaggi che si aggirano per la Libia dopo che abbiamo buttato giù Gheddafi, mentre Kerry accoglie Renzi, e anche questo è un altro pezzo forte dell'agenzia Stefani di stamattina. Finally, finalmente, traduce l'agenzia Stefani. Con queste parole il segretario di Stato statunitense John Kerry ha accolto il presidente del Consiglio Matteo Renzi a Villa Taverna, la residenza romana dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Renzi era in leggero ritardo rispetto alle previsioni, essendo atterrato poco meno di mezz'ora prima a Ciampino, proveniente da Bruxelles, dove ha partecipato per la prima volta a un vertice europeo straordinario dedicato alla crisi in Ucraina, racconta l'agenzia Stefani. Apprezzo molto gli sforzi fatti dall'Italia in tutti i settori in cui collaboriamo, dall'Ucraina all'Afghanistan alla Siria, e nello sviluppo economico, che so che è una priorità per lei, ha detto il segretario di Stato statunitense Kerry al premier italiano Renzi. Voglio ringraziarla anche a nome del presidente Obama, ha aggiunto Kerry, sottolineando: non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme. Così l'agenzia ANSA ci ragguaglia sui rapporti Kerry-Renzi. E detto questo, veniamo invece a qualche cosa di più concreto dalla giornata di oggi. Intanto ve lo segnalo brevemente perché l'articolo è breve, ma la questione non è per niente breve. 10 anni di rincari record per gas, luce e rifiuti. L'articoletto compare oggi sul Venerdì di Repubblica e ci riporta alla dura quotidianità, alla banale quotidianità. Alle stelle quasi tutte le bollette, con parziale eccezione della telefonia, e l'inflazione c'entra in minima parte. Vi sembra che energia elettrica, acqua e gas costino sempre di più? Avete perfettamente ragione. Dal 2003 al 2013 il prezzo dell'energia elettrica è aumentato mediamente del 43%, quello dell'acqua potabile del 78,6% e quello del gas del 54,5%. Tariffe al passo dell'inflazione? Neanche per sogno, perché nello stesso periodo l'inflazione è cresciuta solo del 22%, valore inferiore alla metà degli aumenti medi appena citati per quanto concerne l'energia elettrica, l'acqua e il gas. I dati emergono da un'analisi del Centro Ricerche Economiche della Federconsumatori, un documento che è molto chiaro. Oltre a luce, acqua e gas sono in impennata le tariffe della raccolta rifiuti, più 59,7%, trasporti ferroviari più 45,9%, pedaggi autostradali più 43,8%, taxi più 31%, servizi postali più 33,6%, ben oltre il livello di crescita dell'inflazione. L'aumento delle bollette ha avuto un ruolo determinante nell'impoverimento generale delle famiglie in questi anni, ancora più dell'IMU introdotta di recente, che peraltro ha contribuito alla mazzata. L'aumento delle bollette è il fattore principale dell'impoverimento reale dei cittadini e delle famiglie, dice il vicepresidente di Federconsumatori Mauro Zanini.
sono le tariffe più alte dal dopoguerra. Secondo Federconsumatori i motivi degli aumenti, in particolare su energia elettrica e gas, sono da imputare ai costi delle materie prime, e su questo però ci sarebbe da discutere ampiamente. Sull'energia elettrica pesa anche l'aumento degli incentivi che lo Stato eroga a favore delle energie rinnovabili, e questo lo sappiamo poco o lo sappiamo per niente, ma nelle bollette pesa e come. Il favore fatto alle cosiddette energie rinnovabili, che in molti casi poi sono anche affari piuttosto loschi. Il 20% della bolletta elettrica comprende voci per finanziare eolico e fotovoltaico. Il meccanismo danneggia i consumatori perché sarebbe più equo un prelievo fiscale legato al reddito e non sulla base dei kilowatt che le famiglie comunque consumano. L'elemento strutturale che impedisce di invertire la rotta è la mancanza di reale concorrenza. Ve le ricordate le favole degli anni 90 sulle liberalizzazioni, la concorrenza e le privatizzazioni? Tutto si teneva, in realtà l'unica cosa certa è che sono aumentate le bollette dei servizi essenziali. Bisogna arrivare a una vera liberalizzazione del mercato di gas, acqua ed energia elettrica. Quella attuale non lo è di certo, dice Federconsumatori. E le cifre certo fanno pensare degli aumenti. A proposito di quattrini però, c'è da segnalare oggi, non l'abbiamo fatto stamani solo per mancanza di tempo, un bell'articolo in prima pagina sul Sole 24 Ore del professor Roberto Perotti, che fa un conto su quello di cui abbiamo più spesso parlato e che meritoriamente ricorda molto spesso anche il segretario della Lega Salvini, cioè quanto l'Italia ha dato per aiutare, come si dice, gli altri paesi europei in difficoltà. Che poi gli aiuti si siano tradotti in un vantaggio esclusivo per banche e speculatori, questo è certo, perché il caso della Grecia è più che emblematico del fatto che questi aiuti sono serviti non certo al paese e ai suoi cittadini. In ogni caso l'Italia ci ha messo una bella cifretta. Vediamo un po' quali sono i conti che fa il professor Perotti. Abbiamo parlato di più di 50 miliardi che sono stati dati dai cittadini italiani contribuenti per aiutare le banche a disfare gli altri paesi, non per aiutare gli altri paesi. Il dibattito sull'Europa e sull'euro è sempre più incandescente, scrive il professor Perotti oggi in prima pagina sul quotidiano di Confindustria. Una componente di questo dibattito è questa: quanto è costato all'Italia il salvataggio di Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna e Cipro? Se di salvataggio si può parlare naturalmente, se prendiamo questi termini come standard, cioè gli aiuti, il salvataggio, i fondi salva stati, in realtà sappiamo che le cose vanno molto diversamente. In ogni caso sul tema circolano cifre fantasiose, è importante fare chiarezza. In realtà questi salvataggi hanno aumentato il debito pubblico italiano di circa 58 miliardi, quasi 4 punti di prodotto interno lordo. Ma non sono costati 58 miliardi, costeranno, nella peggiore delle ipotesi, pochi miliardi, o forse mostreranno un guadagno. Vediamo come si arriva a questa cifra e a questa affermazione. Primo salvataggio della Grecia nel 2010, con prestiti bilaterali. L'Italia presta 10 miliardi, li raccoglie emettendo debito pubblico. Gli attivi dello Stato italiano aumentano dello stesso ammontare, pari al credito risultante verso la Grecia, partita contabile. Secondo salvataggio greco, salvataggio del Portogallo e dell'Irlanda, finanziati prevalentemente attraverso il primo fondo salva stati, European Financial Stability Facility, EFSF in sigla, il fondo salva stati. Questo raccoglie fondi emettendo obbligazioni sul mercato e presta il ricavato ai paesi in difficoltà, cioè alle banche. Il debito, così in corso dal fondo, andava allocato pro quota ai singoli stati. Poiché il fondo ha emesso obbligazioni per 180 miliardi e la quota italiana era del 19,22%, il debito pubblico italiano è aumentato di 34 miliardi. Anche gli attivi aumentano in pari misura, partita contabile. I salvataggi di Cipro e delle banche spagnole sono invece stati finanziati col nuovo fondo salva stati, l'ESM, Meccanismo Europeo di Stabilità o European Stability Mechanism. Questo fondo ha ora un capitale di 700 miliardi, di cui 80 materialmente versati. La quota italiana del capitale versato, 14 miliardi, grava sul debito pubblico italiano. La quota italiana nel capitale totale, pari a 125 miliardi, è un limite superiore, nozionale, ed è stata calcolata ed è circolata erroneamente nei media.
D'altra parte, perché ha un capitale proprio e a differenza del fondo salva stati precedente, il meccanismo europeo di stabilità è considerato entità a sé stante. I prestiti che emette non vanno più a pesare sul debito pubblico dei Paesi membri, scrive Perotti. Tutti i salvataggi, escluso quello spagnolo, sono stati finanziati anche da almeno una di due entità sovranazionali, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, rispettivamente per 44 e 76 miliardi. Formalmente, in entrambi i casi il credito era garantito dal bilancio delle due istituzioni, ma in ultima istanza dai Paesi membri. Utilizzando la quota italiana nelle due istituzioni si può calcolare che l'Italia si è accollata un ulteriore debito implicito per 5 e 2,5 miliardi rispettivamente. In totale, i salvataggi di 5 stati hanno aumentato il debito pubblico italiano di 58 miliardi, circa 4 punti del prodotto interno lordo, quello implicito di 7 miliardi e mezzo. Per ora, tuttavia, i salvataggi non sono costati perché a fronte del debito c'è un credito di pari ammontare. Però questa è una questione contabile, è scritto nei libri. Se i prestiti verranno ripagati, l'Italia potrebbe anche guadagnarci, perché i tassi pagati dai fondi salvastati sulla propria raccolta sono inferiori a quelli pagati dall'Italia sul suo debito, mentre i tassi sui crediti dei fondi salvastati sono maggiori del costo della raccolta. Se anche qualche debito non venisse ripagato, il costo per l'Italia sarà verosimilmente di pochi miliardi. E qui però il professor Perotti, tanto preciso prima, diventa un po' generico. Quel che è certo è che abbiamo aumentato il debito pubblico italiano di 58 miliardi. Che poi ci andiamo a guadagnare è tutto da vedere. Tutto questo non significa che le condizioni dei prestiti remunerino accuratamente il rischio che l'Italia si è accollata. Dopotutto la Grecia è stata finanziata a tassi ben inferiori a quelli disponibili sul mercato. Ognuno avrà la propria opinione se sia valsa la pena accollarsi questo rischio, conclude il professor Perotti. Alla fine della fiera, quindi, cosa ne desumiamo? Che ciò che è certo è che ci siamo accollati 58 miliardi di euro di debito pubblico in più. Per salvare la Grecia che è oggetto proprio oggi di un articolo sul settimanale del Corriere della Sera 7, l'austerità che ha fatto ammalare la Grecia, una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet ha fotografato una sanità greca al collasso, perché le misure di aiuto alla Grecia si sono tradotte anche sotto il diktat dei conti in ordine da parte della Troika, Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario, nella riduzione del budget degli ospedali e dei farmaci. Mancano anche i medicinali, sale la mortalità di bambini e anziani, aumentano le patologie da stress. 484 nuove infezioni da HIV fra gli eroinomani, calcola anche il Corriere della Sera, e comunque nel libro Resa dei conti, tradotto in Italia da Bompiani nel 2013, Petros Markaris, scrittore e sceneggiatore greco, ipotizza una società che, decretata l'ultima notte della moneta unica, dell'euro, torna con entusiasmo alla dracma, alla storica moneta greca. La festa dura poco perché le banche chiudono, i disoccupati diventano un esercito, la gente ha la fame, i vecchi sono abbandonati a se stessi. In Grecia l'euro c'è ancora, ma i tagli imposti dall'austerità stanno intaccando la qualità della vita e anche la salute della popolazione, scrive oggi Franca Porciani su 7 del Corriere della Sera. Su quanto pesano sull'Italia i salvataggi europei, dunque, possiamo avere una sola certezza, vale a dire 58 miliardi di debito pubblico in più per gli italiani, mentre c'è un'altra idea luminosa a proposito dei quattrini degli italiani, quella di utilizzare tutto un ricorrere alle tasche degli italiani per garantire questo e quello delle promesse fondamentali. Abbiamo visto in questi giorni come l'idea luminosa sia quella di pagare i debiti della pubblica amministrazione facendo ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, cioè in sostanza al risparmio postale degli italiani, coinvolgendo nell'affare anche le banche che certo non ci entreranno per ragionare terra a terra gratis. E c'è anche un'altra idea, quella di dare una garanzia pubblica alle banche medesime che sono in sofferenza, che hanno sofferenze, cioè crediti dubbi a rischio, per 155 miliardi a fine 2013, erano 78 miliardi nel 2010, sono più che raddoppiati, anzi sono quasi raddoppiati. In poche parole sono raddoppiati le sofferenze bancarie fra 2010 e 2013.
274 miliardi sono i prestiti definiti deteriorati delle banche italiane, cioè oltre le sofferenze in senso stretto. Il 16% è la percentuale dei crediti problematici. Vedi la vicenda Sorgenia De Benedetti, dove però, come il caso Fiat in passato e tanti altri colossi, lì non c'è problema a prestare soldi. Tanto poi c'è la garanzia del popolo bue, del correntista comune. E per quanto concerne la situazione delle banche che hanno questa montagna di crediti in difficoltà, qual è l'idea? Creiamo una bad bank, un po' come Roma. A Roma si è creata la bad city, per Alitalia si è creata la bad company, vale a dire dentro tutta la monnezza, tranne che per il commissario, l'ex ministro delle finanze Fantozzi, che ci ha fatto l'oro su quella monnezza di Alitalia, che è stato retribuito in maniera faraonica, principesca. Quindi il modello è quello lì, creiamo una società cattiva, per Roma addirittura una città intera cattiva, una formula innovativa gestita dal commissario al debito della capitale d'Italia, 22 miliardi di roba buttati dentro lì, di debiti evidentemente, prima o poi qualcuno li dovrà pagare, e indovinate chi, e 1 miliardo e 2 accumulati dal 2008 in avanti, perché nel 2008 c'è l'idea geniale, creiamo la bad city, il ricettacolo di tutti i debiti di Roma. Dal 2008 1 miliardo e 2 di debito all'anno. Tanto c'è il popolo bue dei contribuenti. Il popolo bue dei contribuenti potrebbe essere molto utile anche per aiutare le povere banche italiane che hanno prestato agli amici, ai soliti amici degli amici, ai grandi gruppi, ai soliti, insomma, e nella solita maniera, sono in difficoltà, non danno credito alle persone per bene e agli imprenditori e agli artigiani che vogliono lavorare o ai cittadini che vogliono investire, non danno credito alle attività produttive, alle persone oneste, però il credito per i maiali di regime c'è sempre. Però il credito per i maiali di regime a volte diventa un credito sporco, in sofferenza. 274 miliardi di prestiti deteriorati delle banche italiane, 155 miliardi in senso stretto di sofferenze che sono raddoppiate in 3 anni. E allora qual è anche qui la luminosa idea? Creiamo la bad bank. Abbiamo creato la bad city, la bad company per Alitalia, la bad city per Roma, una bella bad bank, cioè una brutta banca letteralmente, una banca cattiva, dove mettere tutte le schifezze e i prestiti fatti ai maiali di regime. I maiali di regime saranno contenti, invece il popolo bue, per rimanere alle metafore animalesche, dovrà pagare, perché fornire la garanzia alla banca cattiva, la garanzia pubblica, significa chiedere di nuovo al contribuente cittadino di metterci del suo per garantire la bad bank. Su questa questione oggi si sofferma Pietro Saccò a pagina 3 di Avvenire. Sarà una banca cattiva a rimettere in moto il credito? Pensate che domanda apparentemente assurda. In Italia si parla di bad bank, il nodo è quello delle garanzie pubbliche. Contro lo stallo dei prestiti, una soluzione che fa discutere, quella appunto di garantire tramite lo Stato, che poi vuol dire tramite i cittadini, la bad bank, cioè il deposito di tutte le schifezze bancarie accumulate, specialmente in maniera crescente negli ultimi anni. Sei stato felice alla nascita di tuo figlio? Lo sei stato ancora di più
Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, in una stanza di 3 muri, tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione.
Perché Aznavour? Perché l'istrione? Certamente è troppo elevata per dedicarla al Pinocchio Presidente del Consiglio. Perché Milena Gabanelli oggi fa una lunga intervista sul Corriere della Sera proprio a Charles Aznavour, artista internazionale che ha dato un volto e tanti contributi alla causa armena. Ha 90 anni e ha ancora molto da dire. Non voglio essere il più ricco del cimitero, dice Aznavour, al quale, racconta Milena Gabanelli, si è avvicinata a Gabanelli perché da 20 anni voleva conoscerlo. Novembre del 92, come giornalista, Gabanelli tornava dal Nagorno-Karabakh, un'enclave a maggioranza armena in territorio azero. Da poco aveva proclamato la sua indipendenza il Nagorno-Karabakh. L'Azerbaigian, appoggiato dalla Russia, non aveva gradito. I due paesi erano entrati in guerra. Nella capitale armena le fabbriche erano ferme, case al freddo, alberghi requisiti, profughi, gente in coda per il pane. E poi il ritorno della Gabanelli a Parigi all'aeroporto. Gabanelli sale per prima sul malmesso aereo Ilyushin per filmare l'umanità in fuga. Sa chi paga questo volo? Mi dice un signore seduto accanto a me. Charles Aznavour. E perché? Perché è armeno. È passato tanto tempo, scrive oggi Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, introducendo la sua chiacchierata con Charles Aznavour. I due paesi non hanno ancora firmato un accordo di pace. Aznavour ha continuato a cantare e a occuparsi della sua gente come ambasciatore presso le Nazioni Unite e Gabanelli lo ha incontrato un sabato pomeriggio di fine febbraio fra i suoi alberi di ulivo a pochi chilometri da Marsiglia. Volevo permettere a persone che non avevano più nulla e che volevano rivedere i loro parenti o provare a costruirsi un'altra vita lontano dalla guerra di realizzare i propri desideri. Io mi guadagno molto bene la vita, non ho voglia di essere il più ricco del cimitero e non ho nemmeno voglia di morire, dice Aznavour in questa conversazione con Milena Gabanelli oggi sul Corriere della Sera. Il mio scopo è la riconciliazione e che si possano riaprire le frontiere fra Armenia e Turchia, chiuse dal 92 perché la Turchia è filo azera. Per questo, anche se sono molto richiesto, non vado a fare spettacoli in Turchia, perché potrebbero dire adesso vedete è d'accordo con noi, voglio essere preso sul serio e non diventare la pedina di un gioco, non ho più l'età per questo. 90 anni e ancora concerti. Mangio poco, faccio 10 vasche d'acqua tutte le mattine, mi tengo dritto, si diventa vecchi quando si comincia a curvare le spalle, ci vuole una disciplina e un'etica dell'esistenza. Tra i suoi maestri, o comunque coloro che lo hanno più influenzato, cita Charles Trenet e Edith Piaf, ma c'è anche una parola simpatica per Silvio Berlusconi, il concerto in Piazza Duomo nel 2009 di Aznavour e Berlusconi che disse che non volle duettare con Aznavour per non fargli fare brutta figura. Silvio Berlusconi mi piace, dice Aznavour, perché è matto e io ho sempre amato i matti. Condannato per frode fiscale? Oggi è una cosa banale. Dopodiché la conversazione passa anche a quel brano che Aznavour compose nel 72, Quel che si dice, una canzone sull'omosessualità, quando ancora non esisteva la parola gay. Ho sempre violentato il pubblico, un certo pubblico, dice Aznavour, perché se alla gente non si insegna qualcosa resteranno sempre asini. Nella maggior parte dei casi è un fatto genetico, non perché qualcuno gli ha detto che deve essere omosessuale. Si figuri che fra i miei amici i primi a dire non cantare questa canzone sono stati proprio gli omosessuali. Avevo amici omosessuali che si innamoravano sempre di un ragazzo che non lo era, tutti senza eccezione. La canzone è stata un successo in Francia, trasmessa in TV prime time, la Germania l'ha accettata, l'Italia non negli Stati Uniti, dove non la si poteva cantare in prima serata, in Russia non la si capisce ancora. Mi hanno chiesto di non cantarla, ma l'ho già cantata. A proposito di segnalazioni, Tempi Liberi è l'inserto del Corriere che ospita questa chiacchierata di Milena Gabanelli, l'autrice di Report su Rai 3 con Charles Aznavour, ma ci sono altri due articoli che vi cito volentieri a proposito di Tempi Liberi, perché ce n'è uno dedicato al Festival del formaggio di capra tra Casale Monferrato, Asti, Tortona, Acquiterme in Piemonte. Nel castello di Casale si raduneranno 70 produttori di pregio questo fine settimana, tra paesi, colline, castelli, forte l'influenza francese. Al via Golosaria e il Festival del formaggio di capra. Sempre in Piemonte, poi non si può mancare di segnalare, per il weekend oggi andiamo sul leggero, non è che stiamo a farla troppo lunga, poi ritorniamo peraltro invece ad altre questioni
di attualità politica. Però, visto che abbiamo citato Aznavour, nella sezione tempi liberi del Corriere della Sera, a proposito di tempi liberi, chi ce l'ha può anche farsi un giro laddove il Barolo produce il suo massimo risultato. 8 magnifici classici, li recensisce oggi Luciano Ferraro sul Corriere della Sera. Un viaggio nella langa del mito, uno studio che ha raccontato anche le diversità dei terreni che si riflettono nelle bottiglie tradizionali. Potente, austero, sobrio, il destino e i percorsi del vitigno Nebbiolo, per il quale non ringrazieremo mai abbastanza il Piemonte, e dei produttori, perché ci permette di gustare un vino che è straordinario. Mentre poco straordinario, molto italiano, è invece il percorso biografico. L'abbiamo citato stamattina velocemente, ma giusto per capire anche un po' dai soggetti minori qual è l'andazzo, visto che il nuovo che avanza, il Pinocchio Presidente del Consiglio, è l'emblema della novità del nuovo che avanza, ma il nuovo che avanza si trascina con sé, è sorretto, è portato avanti da qualcosa che di più vecchio non si può. Un caso, è un singolo esempio, visto che in questi giorni si è molto discusso dei 5, molto, si fa per dire, comunque si è parlato dei 5 sottosegretari sotto indagine o sotto processo addirittura, come l'impareggiabile Bubbico, che i Bubbico sono 3, come disse il contadino che gli doveva pagare la stecca, perché erano 3 fratelli che progettavano la struttura per il Baco da Seta in Basilicata, finanziata con i fondi europei. Quelli sì spartiti, ma il Baco da Seta e la struttura non si sono mai visti, ma i progettisti della struttura per alloggiare il Baco, onde trarne la seta, erano i fratelli Bubbico, architetti. Bubbico 1, Bubbico Filippo, è stato anche presidente della regione Basilicata, nonché braccio destro di Bersani al Ministero dell'Industria, poi denominato Sviluppo Economico, un ministero che nel nome ha avuto un successone, nella realtà ancora di più. Ad ogni modo, Bubbico, uomo di Bersani, è diventato anche uomo di Renzi, oltre che essere stato uomo di Letta, cioè uno che sa navigare molto ma molto bene, anche se i Bubbico sono 3 e il contadino doveva spartire la stecca per 3. Abbiamo fatto a metà, ha detto il contadino al presidente del tribunale, e quello gli ha detto: come a metà? Qua 75% va a Bubbico, 25% a lei, com'è che avete fatto a metà? Ma i Bubbico sono 3, dice, signor presidente, dice il contadino o giù di lì, insomma, quello che doveva materialmente allevare i bachi da seta nella struttura predisposta dallo studio di architettura Bubbico. Tra i Bubbici, diciamo, cioè tra gli sottosegretari indagati, e pur sempre però al governo, perché garantisticamente la ministra delle riforme e dei rapporti col Parlamento ha detto che finché si tratta di indagati non se ne parla, c'è la presunzione di innocenza. Del resto anche Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti in primo grado per malversazioni in quanto presidente della provincia di Firenze, quindi c'è un condannato in primo grado alla presidenza del Consiglio. Fa niente, non importa, perché giustamente bisogna essere garantisti fino in fondo, fino a che il percorso giudiziario non sarà terminato. E, come nota peraltro Travaglio, ma qualsiasi persona di buon senso, il percorso giudiziario di costoro è ampiamente presumibile che si esaurisca molto dopo il loro percorso di governo, quindi per il momento il problema non si pone. Il problema è come ci arrivano certi soggetti al governo, perché se date una scorsa all'elenco non solo dei ministri, i ministri sono la vetrina un po' inconsistente, per dire la verità, la vetrina di primissimo piano, ma quel che è più interessante è notare la scelta e la composizione dei vari viceministri e sottosegretari. Oltre ai 5 Bubbici, cioè agli indagati, abbiamo anche un'altra serie di nomine che sono nella diretta discendenza, nella diretta applicazione del più clamoroso, rigido, aggiornato coi tempi, per carità, twittato, diciamo pure, manuale Cencelli, perché anche se lo metti su Twitter, il manuale Cencelli rimane quello che è, cioè la spartizione scientifica delle cadreghe a seconda degli interessi e a seconda degli appetiti e delle bocche e del vecchio che sorregge il nuovo che avanza. Un esempio, così, non per prendersela con una persona, per carità, però per capire un po' l'andazzo generale, un buon esempio può essere quella specie di biografia che viene raccontata oggi sul Fatto Quotidiano a pagina 6 di uno dei 5 Bubbici, cioè dei 5 sottosegretari indagati o rinviati a giudizio. Il sannita di governo lo definisce il Fatto Quotidiano. Si parla di Umberto del Basso De Caro, che il 28 febbraio scorso ha giurato come sottosegretario scelto da Renzi a Palazzo Chigi. Sul far del crepuscolo, scrive Fabrizio D'Esposito oggi sul Fatto,
La Seconda Repubblica, morente, fa i conti fino in fondo con la Prima Repubblica. È notte buia, come quando lunedì a Montecitorio la giovine Maria Elena Boschi ha difeso gli inquisiti di governo in nome di un garantismo craxian-berlusconiano, secondo il Fatto. In realtà sono due aggettivi fortemente limitativi, perché non è che è addebitabile solo a Craxi e Berlusconi questo tipo particolare di garantismo. È ampiamente praticato da tutti, non c'è distinzione partigiana o partisan, è ampiamente bi, quadri, pentapartisan, diciamo così, questa specie di garantismo. Tra l'altro, visto che il nuovo che avanza poteva scegliersi i sottosegretari che voleva, è ben curioso che il nuovo che avanza debba essere schiavo del vecchio o omaggiare il vecchio, cioè in pratica esserne schiavo, perché scegliere determinati personaggi, guardatevi tutta la lista dei vice ministri e sottosegretari, significa dire chiarissimamente che tu non sei il nuovo che avanza, sei la prosecuzione di quello che abbiamo già avuto. Molto probabilmente, a giudicare anche dall'atteggiamento della stampa, sei anche semplicemente più manovrabile, perché giovane, inesperto e circondato da gente che ha un peso specifico pari a quello delle piume, sei molto più manovrabile di quelli che non erano prima, per esempio di un Letta o di un Mario Monti, fatte le debite proporzioni. Mario Monti per altri motivi acquisiti in altre sedi, Letta per una lunga consuetudine con le stanze del potere, era probabilmente meno malleabile, sembrerà un assurdo, un paradosso, ma meno malleabile, meno manovrabile anzi, del Pinocchio Presidente del Consiglio, il quale fa un po' la figura del burattino nelle mani dei burattinai. Ad ogni modo, stiamo a quello che racconta il Fatto a proposito di questo caso emblematico del nuovo che avanza. Il ponte ideale fra Prima e Seconda Repubblica, fra il 93 del secolo scorso e il 14 del secolo attuale, ha il nome lungo e sannita di Umberto del Basso De Caro, uno dei sottosegretari indagati del Partito Democratico. Nome storico a Benevento, come ha ricordato Gian Cristiano Desiderio sull'edizione napoletana del Corriere del Mezzogiorno, al punto che a Benevento la loggia principale del Grande Oriente d'Italia, la maggiore obbedienza massonica italiana, è intitolata a Raffaele De Caro, nonno del sottosegretario imposto a Renzi da Massimo D'Alema e Gianni Cooperlo. Massimo D'Alema, tra l'altro, è riuscito a piazzare una quantità infinita di suoi uomini anche in questa fase di passaggio di governi cosiddetti tecnici o pseudotecnici, compresi Monti, naturalmente e Letta, ma ha trionfato con Renzi, guarda un po' che strano, forse strano non è, a partire dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che è sicuramente una espressione del gruppo di potere incarnato da D'Alema. Anche nei sottosegretari D'Alema ha avuto parecchio successo ed è stato anche in grado di piazzare questo Umberto del Basso De Caro, nonno massone, al quale è dedicata la loggia del Grande Oriente d'Italia a Benevento. Questo sottosegretario è stato imposto a Renzi da Massimo D'Alema e Gianni Cooperlo. È stato lo stesso del Basso De Caro a rivendicarlo con orgoglio dopo la nomina alle infrastrutture, Ministero di Lupi. So che il mio nome era nella lista dei candidati grazie all'interessamento di D'Alema e Cooperlo, ha detto Del Basso De Caro. Sono loro che mi hanno sostenuto. All'inizio degli anni 90 Del Basso De Caro era craxiano, PSI, lo stesso partito in cui militava Antonio Gentile da Cosenza, il sottosegretario che invece si è dimesso per la nota storia della censura al quotidiano L'Ora della Calabria. Due socialisti, due morali diverse, forse perché i loro destini sono stati diversi. Del Basso De Caro con i post-comunisti, Gentile con i post-berlusconiani di Alfano. Non c'è partita. Il lungo nome del sottosegretario Sannita, che non vuol dimettersi per Rimborsopoli, è entrato nella storia anche il 29 aprile del 1993, quando la Camera dei Deputati negò l'autorizzazione a procedere per Craxi. Quel giorno il deputato socialista Del Basso De Caro tenne un lungo discorso, un intervento che 21 anni dopo trova il suo tardivo compimento nell'orazione della ministra Boschi in morte della questione morale, che include la salvezza del sottosegretario Del Basso De Caro. Disse all'epoca l'attuale sottosegretario: abbiamo assistito a una campagna stampa senza precedenti in Italia che ha dato grandissimo sostegno alle iniziative dei magistrati.
Abbiamo assistito a fatti sconcertanti, le violazioni del segreto istruttorio, i verbali di interrogatori pubblicati sulla stampa, gli avvisi di garanzia preannunciati dalla stessa stampa qualche settimana prima che l'indagato fosse informato, un uso distorto e violento dell'istituto della custodia cautelare. Del Basso De Caro, quel 29 aprile 93, era uno dei relatori della Giunta per le autorizzazioni. Svolse in aula il suo lavoro di avvocato difensore di Craxi, la vandea partitocratica contro la rivoluzione di Tangentopoli e contro il lavoro dei magistrati di Mani Pulite, ricorda il Fatto Quotidiano. È una cultura che personalmente mi fa correre i brividi lungo la schiena, disse Del Basso De Caro. È la cultura del fondamentalismo, dell'integralismo. Credo che se questa cultura dovesse prevalere, la Seconda Repubblica sarebbe ancor peggio della prima e ritengo che questi giorni rappresenterebbero l'atto di congedo dallo Stato laico e aconfessionale. Quella profezia di Del Basso De Caro era una profezia a metà, scrive il Fatto, perché a rendere una schifezza la Seconda Repubblica è stato il berlusconismo dell'impunità, delle leggi ad personam, scrive l'obiettivissimo, peraltro, cronista del Fatto Quotidiano. Ci interessa poco il giudizio del signor D'Esposito quanto la biografia di Del Basso De Caro, il quale attualmente è riuscito a mantenere il suo posto e ha difettato di garantismo soltanto nel caso della ministra concittadina Nunzia De Girolamo, che si è dimessa da Ministro dell'Agricoltura perché è intercettata a discutere del sistema sanitario Sannita. In quell'occasione fu Del Basso De Caro il primo a dire che se ci fosse una mozione di sfiducia contro De Girolamo la voterei. E su questo il sottosegretario ha dimostrato di avere idee quantomeno contrastanti sul giustizialismo e sul garantismo, a seconda, italicamente, di a chi li si applica. Comunque, lasciamo perdere i bubbici e andiamo invece a un'altra questione a proposito di governo, di cui si occupa Vittorio Malagutti oggi sull'Espresso. Si occupa Malagutti della neoministra dello sviluppo economico Federica Guidi. Il titolo del pezzo è Di famiglia e di governo. L'ex socio del papà della ministra Guidi, intimo di Renzi, i soldi pubblici di Simest nella Ducati Energia, cioè soldi appunto della collettività, tutti i legami del ministro imprenditore Guidi con l'amico Matteo. Si conoscevano appena Matteo Renzi e Federica Guidi, parola della neoministra dello sviluppo economico, che poche ore dopo la nomina ha voluto delimitare il campo dei propri rapporti con Matteo Renzi a sporadici incontri di carattere istituzionale. Da una parte la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e dall'altra il sindaco di una città, Firenze. Tutto qui, nessuna corsia preferenziale né tantomeno conflitto di interessi. Questa è la versione raccontata in pubblico dalla neo-ministra dello sviluppo economico Federica Guidi. E invece, a ben guardare, scrive oggi Vittorio Malagutti sull'Espresso, le cronache raccontano anche altro. Raccontano per esempio che la famiglia Guidi, il patron Guidalberto e la figlia Federica, ha viaggiato per anni d'amore e d'accordo con un imprenditore da tempo vicino a Matteo Renzi. Questione di affari, di scambi azionari, di alleanze industriali, ma anche di nomine pubbliche. L'amico di Renzi si chiama Vincenzo Manes, classe 1960, presidente e socio di controllo del gruppo Intec, con la K finale, quotato in borsa. Vincenzo Manes è molto legato a Renzi, ma fino a 2 anni fa era anche socio della famiglia Guidi nell'azienda che controllano, la Ducati Energia di Bologna. Un rapporto consolidato nel tempo, quello tra il numero 1 della Intec e la famiglia della neoministra dello sviluppo economico Federica Guidi. Il primo affare risale addirittura al 1994, quando una società di Manes compra una quota importante della Ducati Energia. I due alleati gestiscono insieme per anni l'azienda di Bologna, la Ducati Energia, della famiglia Guidi. Strada facendo, Guidi si rafforza nel capitale della Ducati, liquidando soci minori. Il numero 1 della Intec, invece, fa il salto di qualità. Il colpo grosso è stata la complicata operazione finanziaria che in varie tappe, nell'arco di diversi anni, ha finito per consegnare a Vincenzo Manes il controllo del gruppo SMI, la storica azienda metallurgica della famiglia Orlando, con sede a Firenze. Vincenzo Manes, che aveva esordito come finanziere sulla piazza di Milano,
Una decina d'anni fa è sbarcato dunque a Firenze stringendo fin da subito ottimi rapporti con il rampante Renzi. La simpatia reciproca si è tradotta in atti concreti. Il capo della Intec, Manes, è uno dei maggiori finanziatori, con 62.000 euro, della fondazione Open, che ha ereditato la fondazione Big Bang, che fa riferimento a Renzi. D'altra parte, nel 2010 Manes è approdato alla presidenza dell'aeroporto di Firenze, dove è rimasto per i successivi 3 anni, eletto in consiglio su indicazione della giunta Renzi. L'alleanza societaria tra l'imprenditore vicino a Renzi e la famiglia Guidi, da cui è uscita la neoministra dello sviluppo economico Federica Guidi, si è sciolta invece nell'ottobre 2011, quando la famiglia della futura ministra ha riacquistato il 37,5% della Ducati Energia, messo in vendita dalla Intec dell'imprenditore Manes vicino a Renzi. Addio per sempre no, perché l'immobile di Bologna che ospita la fabbrica e gli uffici dell'azienda restano di proprietà del gruppo Manes, che li affitta alla Ducati dei Guidi. Del resto, i rapporti tra i Guidi e il loro ex socio sono ancora ottimi. Il gruppo emiliano, che vanta un fatturato di 110 milioni, fa spesso da sponsor a molte delle iniziative benefiche lanciate dall'imprenditore amico di Renzi, Manes. Il 37,5% della Ducati Energia è passato di mano un anno e mezzo fa per 3 milioni e 800 mila euro. 1 milione è stato versato cash, il resto in 3 tranche. L'ultima rata scade fra 7 mesi, a ottobre. Per il momento, quindi, il gruppo Intec dell'imprenditore amico di Renzi è ancora creditore della famiglia del ministro. Di più, a garanzia del pagamento, l'imprenditore amico di Renzi vanta un pegno sulle azioni che ha venduto, un pegno che ovviamente si estinguerà tra 6 mesi, quando in base al contratto verrà saldato il pagamento. Tuttavia, nel frattempo, una volta congedato Manes, l'attivissimo padre della neoministra dello sviluppo economico, Guidalberto Guidi, 72 anni, già vicepresidente di Confindustria, è riuscito a trovare un nuovo partner. Il partner questa volta è lo Stato italiano, perché nel capitale della Ducati Energia è entrata la Simest, finanziaria pubblica, controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che per statuto investe in aziende con forte presenza all'estero. Questo è sicuramente il caso del gruppo Guidi, che ha spostato buona parte della produzione in Croazia, Romania e India. I 3/4 anche dei dipendenti sono all'estero. L'operazione è stata siglata nel dicembre 2012, quindi a poco più di un anno di distanza dall'uscita della Intec di Vincenzo Manes, l'imprenditore amico di Renzi e presidente dell'aeroporto di Firenze. L'operazione è stata siglata 2 anni fa. Il nuovo azionista ha rilevato una quota della Ducati Energia grazie a un aumento di capitale riservato. Il nuovo azionista siamo noi, la Simest, che è una società pubblica controllata da Cassa Depositi e Prestiti, quindi in parte anche noi e voi che state ascoltando siamo azionisti dell'impresa della neoministra dello sviluppo economico, la Ducati Energia. A giochi fatti, la partecipazione di Simest non è proprio una nocciolina, perché ammonta a circa il 15%, non poco, ma è una vendita con l'elastico, perché infatti, recita il contratto, la società di Stato potrà rivendere le proprie azioni Ducati alla holding dei Guidi. Di fatto è come se la Simest avesse accordato un finanziamento all'azienda bolognese. Il prestito dovrà essere rimborsato entro fine 2017. In cambio, l'azionista pubblico, cioè noi, restituirà le azioni ai venditori. Resta aperto un punto di domanda, conclude Vittorio Malaguti oggi su L'Espresso. A quanto ammonta il credito di Stato alla famiglia della ministra Guidi? Dalle carte emerge una cifra, 8 milioni di euro. È questa la somma pagata da Simest nel 2012 per rilevare, con un contratto a termine, il 15% della Ducati Energia. Documenti alla mano, si scopre che solo un anno prima l'imprenditore amico di Renzi, Manes, aveva incassato 3 milioni e 800 mila euro in cambio della sua quota del 37,5% della Ducati, l'azienda della famiglia Guidi, della ministra allo sviluppo. Delle due l'una, conclude Malaguti, l'amico del premier ha svenduto le sue azioni, oppure la finanziaria di Stato ha fatto un regalo alla famiglia di Federica Guidi, futuro ministro dello sviluppo
economico. Acércate a mí, abrázame a ti por Dios, entrégate a mi esperanza.
della Villa Reale di Monza. Il giorno dopo la cantante di Lisbona, Lula Pena, una cantante che ha fatto 2 dischi in 12 anni, adesso io non la conosco per la verità perché mi hanno attratto in particolare le ubicazioni dei suoi concerti. L'ho cercato stamattina, qualche brano, ve lo propongo perché qui è tutto sperimentale, come sapete questa è una cucina nella quale si cucina al momento, i fatti del giorno, le curiosità anche del giorno e le scoperte del giorno, per cui ce la condividiamo, se ci piace ci piace. Ve lo ricordate il violinista, quel tipo orrendo che ha fatto un concerto a Genova richiamandosi al nome di Paganini, David Garrett? Una roba oscena. L'abbiamo mandato comunque, giusto per averne un'idea, perché era citato dai giornali. Poco citata dai giornali è anche l'altro luogo nel quale si è tenuto il secondo concerto della cantante lisbonese di cui stiamo parlando, Lula Pena, cioè Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio. È anche possibile visitarla, questa villa, su prenotazione tutto l'anno, mentre il giardino è pubblico e visitabile tutto l'anno, in via Giovanni Maria Lampugnani al 66 a Desio, dove non c'è solo l'ondranghettista pensa bene Papa o compagnia bella, non per mettere in relazione le due cose che relazione non ne hanno, però è anche una terra, questo sì, che va scoperta. La Brianza, Monza per esempio, è una cittadina, una città di medie dimensioni, che ha in sé dei gioielli straordinari. Il concerto di cui sopra doveva essere tenuto anche in un altro teatro cittadino, il Teatro Villoresi, vicino al convento dei Padri Barnabiti, che è in una zona della città con una piazzetta assolutamente meravigliosa. Comunque, tornando ad Desio, qui c'è Villa Cusani Tittoni Traversi, che è anche visitabile, il giardino è pubblico, vi si può entrare tutto l'anno. Il comune di Desio ha dato la sua adesione anche all'iniziativa Ville Aperte, che è un'iniziativa organizzata dalla provincia di Monza e Brianza e che prevede aperture straordinarie dei beni spesso meravigliosi che sono disseminati nella Brianza, che era luogo di vacanza dei milanesi in particolare. Nel mese di aprile e di settembre la villa è aperta, ma è possibile visitarla anche su prenotazione. Su prenotazione basta che andiate su internet, trovate facilissimamente i contatti e i numeri di telefono. Per il sistema delle ville gentilizie lombarde più in generale ci si può rivolgere al numero 02 35 00 5446 02 35 00 5446. E ad ogni modo la villa è bellissima, è meravigliosa, anche qui si è tenuto, perlomeno nella scelta dei luoghi dove ha tenuto i concerti, l'artista lisbonese ha avuto non buon gusto, o chi per lei, comunque chi ha scelto i luoghi, di più che buon gusto. Voce chitarra, naturalmente una tradizione che si richiama al canto tipico, alla musica tipica portoghese, cioè al fado, che certamente non è allegro. Vabbè dai, ce l'ascoltiamo un pezzo e poi vediamo un po' se ci piace o no questa interpretazione. Le recensioni facevano perno soprattutto sulla voce della esecutrice Lula Pena.
Lula Pena, Gai vota. Ho idea che a sentirla al teatrino di corte della Villa Reale non deve essere stata una brutta esperienza. Comunque, brevemente, adesso vediamo le altre notizie di oggi, poi torniamo ad Aznavour, perché stamani vogliamo trattarci un pochino bene, magari sperando, nel caso di scoperte, sperando di cadere bene. Nel caso di Aznavour, cadendo sicuramente bene. E ascoltiamo magari il pezzo proprio citato nella chiacchierata con Milena Gabanelli oggi sul Corriere della Sera, ovvero Quel che si dice, il pezzo del 1972 sul tema della omosessualità. Invece sul tema dei personaggi che fanno affari col soldo pubblico, per aggiornarsi già era famoso, era salito all'onore delle cronache, come si suol dire, ma una rinfrescata gliela danno Lirio Abbate e Primo Di Nicola oggi sull'Espresso alla figura di Fracantonio Genovese, un nome che è già un programma per certi versi, onorevole che strani affari, è il titolo del pezzo di oggi sull'Espresso, deputato del PD, ex sindaco di Messina, con la passione per le società, specie quelle che operano sullo stretto di Messina, e presunti crediti dallo Stato per 1.200.000 euro che non vuole spiegare. Tutti i mesi si mette in tasca lo stipendio da deputato e mentre a Roma siede in Parlamento, in Sicilia coltiva interessi economici. Una rete di decine, no una e neanche due, nemmeno 5, ma decine di società con bilanci per milioni di euro che operano in tutti i campi: immobiliare, trasporti, servizi, telecomunicazioni, formazione professionale, altro bel capitolo dove si magna alla grande, in Sicilia. E è un politico potente, Fracantonio Genovese, esponente del Partito Democratico, ex sindaco di Messina, un passato nella Democrazia Cristiana e poi nella Margherita di Francesco Rutelli, che ne ha prodotti abbastanza, diciamo, di talenti per essere un partitino. È stato segretario regionale del Partito Democratico, appoggiato dall'ex ministro delle comunicazioni Salvatore Cardinale. Qualcuno se lo ricorderà, anzi me lo ricordo bene anch'io perché tentammo inutilmente di intervistarlo all'epoca dell'inchiesta su Telecom Italia, come tentammo di bipartisan di intervistare anche Gasparri, che sempre si negò come ministro delle comunicazioni. Mandammo in onda però nel primo caso l'intervista a un sottosegretario, adesso non me ne ricordo il nome, ma era un conterraneo del ministro Cardinale, siciliano, che ci raccontò praticamente nulla nella breve intervista che ci rilasciò. Il ministro Cardinale non si sentì, diciamo, di rispondere alle domande, il ministro Gasparri neppure, perlomeno Cardinale mandò il sottosegretario. Ad ogni modo, Fracantonio Genovese è stato appoggiato dall'allora ministro Cardinale, è ispiratore della corrente chiamata Innovazioni, che appoggia, indovinate un po'? Avete indovinato, il figlio di Geppetto, Pinocchio, il presidente del Consiglio. È diventato renziano anche Fracantonio Genovese. Nella corrente Innovazioni si ritrovano nel percorso di Renzi, ma guarda un po', e alle ultime primarie per la candidatura alla Camera, Francantonio ha ricevuto nel messinese quasi 20.000 voti su 24.000 complessivi. C'è da dire che questi sono veramente bravi, perché da noi, qui al nord, nelle terre ancora arretrate sotto il profilo civile, politico e culturale, è ben difficile che uno raccolga percentuali di adesione così elevata. Evidentemente laggiù sono più avanti, sono molto più avanti, e c'è gente in grado di raccogliere su 24.000 voti 20.000 preferenze. Ed è anche un bravo uomo d'affari, con decine, no una, decine di società. A me personalmente, sarò pazzo io, però mi preoccupano di più i tanti Francantonio Genovese sparsi per l'Italia che non un singolo Berlusconi. Questi qua del Fatto Quotidiano, alcuni come il giornalista che abbiamo letto prima, D'Esposito, sono ossessionati da Berlusconi. Non è più neanche tanto travaglio, a dire il vero, se si leggono gli articoli degli ultime settimane e mesi, detto per inciso, perché travaglio, insomma, si può dire di tutto, ma intelligente e preciso lo è sempre. Ha avuto le sue ossessioni, le ha probabilmente come tutti noi, però non lo vedo così anti-berlusconiano come altri giornalisti più travaglisti di travaglio del Fatto Quotidiano. E personalmente è poco inquietante tutto sommato Berlusconi. Beh, se vogliamo andare alle origini degli imperi, forse sono inquietanti tutti i tycoon, tutti gli imprenditori, o più o meno tutti.
ma i tanti Franco Antonio Genovese che hanno decine di società, bilanci milionari, che mangiano coi soldi pubblici, che sono sparsi per l'Italia e in particolare al di sotto di un certo fiume, in maniera particolarmente densa, diciamo così. Questi tanti Franco Antonio Genovese, secondo me, sono più preoccupanti del singolo Berlusconi, opinione, per carità. Comunque, il signor Franco Antonio, oltre a essere un recordman delle preferenze nel messinese, è anche un ottimo uomo d'affari, a quanto pare. Basta fargli due conti in tasca, scrive l'Espresso. Dal 2008, quando è stato eletto alla Camera dei Deputati, al 2012, ha dichiarato redditi sempre in crescita, da 153 a 489 mila euro. In più, negli ultimi 5 anni, ha ottenuto dallo Stato, oltre al cospicuo mensile da deputato, anche un credito complessivo di imposte pari a 1.185.000 euro. Una bella somma che non passa inosservata se a ottenerla è un parlamentare. Lo Stato, insomma, è in debito con l'onorevole Franco Antonio Genovese. Come avrà fatto l'onorevole Genovese ad accumulare tutti quei crediti dal fisco? Per chiarire queste cifre, l'Espresso ha sollecitato per settimane il deputato del PD e gli ha chiesto di spiegare somme e crediti. Genovese, come il suo maestro cardinale, del resto, non ha voluto rispondere. Che ci sarà mai dietro alle somme incasellate con grande professionalità nella sua dichiarazione dei redditi? Quel che è certo è che l'onorevole Genovese ha decine di società con bilanci milionari, si occupa di immobili, di trasporti, di servizi, di telecomunicazioni, di formazione professionale. La questione morale. Torniamo ad Aznavour, va, che è meglio, e ci salutiamo. Buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca. Quel che si dice, Charles Aznavour, 1973.